Ben ritrovati dalla redazione. Una nuova generazione di microsatelliti in plastica modulabili come mattoncini Lego che integrano i collegamenti elettrici tra le diverse schede operative al loro interno e quindi più leggeri, spaziosi ed efficienti. È l'obiettivo del progetto RISE, acronimo di Resilient Integrated Structural Elements, dell'Università degli Studi di Trieste e dell'azienda spin-off Picosats. La Stazione Spaziale Internazionale da ieri ne ospita un prototipo molto speciale ideato dai ricercatori dell'Ateneo Triestino e dall'azienda spin-off. Si tratta di un cubo in materiale plastico percorso da piste conduttrici e circuiti che servono a collegare le schede operative montate all'interno dell'oggetto. Un evento di risonanza mondiale promosso dalla World Academy of Science for the Advancement of for Science in Developing Countries, TWAS, riunisce a Dakar in Senegal 64 scienziati provenienti da 20 paesi africani. Fino all'8 novembre, infatti, il TWAS Skill Building Workshop 2024, ideato per migliorare le competenze scientifiche degli scienziati africani e promuovere una comunità scientifica più forte in tutto il continente. Il Consiglio di Stato ha accolto le istanze del Comune di Monfalcone sui centri islamici presenti in città. Lo ha reso noto una nota del Comune che era ricorso in appello contro le sentenze del TAR sui provvedimenti emanati dal Comune di Monfalcone per il cambio di destinazione d'uso degli immobili utilizzati dai centri islamici. Dopo l'incendio agli ex bagni di via Cadorna Gorizia, i lavori di messa in sicurezza del tetto eseguiti una decina di anni fa sono andati perduti, ha spiegato il sindaco Rodolfo Ziberna, e ora il tetto è privo di copertura per circa 3/4 dell'estensione. Immediatamente dovremo valutare la struttura per verificare se l'incendio ha fatto scendere il valore dell'immobile, perché potrebbe aver intaccato solo parti e impianti che sarebbero state comunque sostituite. Rimane il fatto che l'accaduto comporterà tempi e costi in carico all'amministrazione comunale. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per velature ad alta quota sulla costa Borino al mattino e in serata. Sul Tarvisiano possibili nubi basse o nebbie nelle ore notturne al mattino. Temperature minime in pianura fra 4 e 8, le massime fra 16 e 19, sulla costa minime fra 10 e 12, le massime fra 17 e 19 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.